Saluta a tutti e compa qui non pugnani di già a nostra guarda d'app, culem in usil vareccio di sotto o Montesantando li per parla di aganturia di gappela di Lampugnani, ne va parla subito cu Miguel Paoli chi ne va gebart e uridroemo subito in Sant'Austino. RCFM e Campa Qui. Allora, siamo in cappella, un luogo si chiama, un luogo a senso largo, si chiama Cappella Ampugnani. Cappella Ampugnani, infatti, è un territorio di tre paesi di Usilvareccio, dove noi siamo a Gasalta, sotto e Ubiano. Femo Berte di Lampugnani, siamo Pieve Ampugnani, e Cappella di un piccolo bezzo di Geradio, un bello bezzo di Stabieve. Di una partizione penso che risalerebbe al Medioevo, anche forse all'Alto Medioevo, forse sarebbe all'epoca di Pisa quando i pisani hanno riorganizzato tutta la Corsica in Pieve, in diocesi e in Pieve. E sarebbe nata questa partizione così. Allora, la cantoria, dunque, posto che ci chiamiamo la cantoria di Cappella Lampugnani, la cantoria che dieva, una cantoria, prima cosa è una cantoria? Una cantoria è infatti una squadra di cantori. I cantori sono i canteregni che cantano il repertorio sacro, i canti religiosi. Noi siamo una cantoria. Ecco, dunque, questa cantoria per noi è nata di 2008 per i nostri paesi, quando un po' di gente che stanno qui hanno il sud più in carica giustamente l'aspetto religioso di cose e se più aperte a vita di gente, a vita che la sia idoli, che la sia i momenti felici come i matrimoni o i battesimi. Invece diamo sempre una squadra di cantatori a cantare a messa da ora si sono detto allora perché non impara mica a messa noi aveva una squadra dei nostri paesi e nata lì e subito con passione guasai rama si è messo in ballo questa squadra così e dunque subito questa squadra ha passato un'inguernata a imparare a messa e poi un'altra inguernata dopo a imparare a messa ai morti. Allora prima è sicuro che abbiamo fatto come tutti gli altri in Corsica perché i nostri paesi come tanti altri avevano perso tutto il suo patrimonio. Dunque abbiamo imparato a messa che è considerata come comune oggi, ma lì a messa conosciuta, quella di Rusio, quella di Germano. E poi dopo, con tutte queste ripetizioni, durante l'inverno si sono avvicinati un po' di anziani del paese. E tanto ci siamo visti che li si ricordavano appena e che di sicuro c'era sempre un ricordo di canti che si cantavano qui. E dunque ci ha dato l'occasione da registrarli e di ricostituire un bello pezzo di un repertorio di un nostro di un canto sacro RCFM e Campa Qui.
On continue notre balade dans l'Ampugnani demain dans les Campacuis, à Sangaune ou d'Ampugnani dans le Castel d'Aqua. Nous irons à la rencontre d'un jeune éleveur porcin, Ange Mouisset. À demain donc pour la suite des Campacuis dans l'Ampugnani. RCFM et Campacuis.